La Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati a Venezia, doppio incontro istituzionale con il governatore Zaia in regione e con il sindaco Brugnaro in comune. 6 anni di reclusione Riccardo Di Cicco, ex cognato di Felice Maniero, e 3 anni e 4 mesi alla sorella Noretta Maniero per aver riciclato 33 miliardi di vecchie lire per conto della loro boss. Sono le richieste del PM, la sentenza lunedì. Ai nostri microfoni l'imprenditore al centro delle polemiche dopo l'inchiesta di Fanpage su Camorra, rifiuti e profughi. Stefano Fuso al contrattacco, pago per il mio successo, dice. L'autopsia sul corpo del 18enne travolto da un'auto pirata a Piombino Dese rivela che il ragazzo avrebbe potuto essere salvato se la coetanea si fosse fermata. Il giovane infatti è morto annegato nel fosso dopo il sinistro. Pusher marocchino a processo per spaccio di droga anche a minorenni, fra i suoi clienti una ragazzina vicentina di 17 anni che comprava la sostanza in cambio di sesso. Aveva trascorso parte del suo turno a dormire nel casello. La Cassazione ha dato ragione ad Autostrade per l'Italia. Il dipendente è stato licenziato, dovrà pagare anche le spese giudiziarie. Dal 51esimo stormo di Strana allo spazio, il capitano Samantha Cristoforetti ieri è arrivata nella Marca Oderzo, dove ha incontrato centinaia di studenti degli istituti superiori o Pitergini. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e dunque subito a Venezia dalla nostra Ilaria Marchiori, che è insieme a Paola Barbato, che ha seguito poco fa il punto stampa con l'incontro tra Maria Elisabetta Casellati, il neopresidente del Senato, con il governatore Luca Zaia. Prima tappa di questa giornata veneziana, la seconda fra pochissimo a Ca' Farsetti con Luigi Brugnaro. Ilaria, ti vedo già con il governatore, come è andata allora? A te. Ilaria, mi senti? Siamo qui insieme al governatore del Veneto Luca Zaia. Si è da poco conclusa la conferenza stampa insieme alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Una lista della spesa da parte del governatore, dalle Olimpiadi alla cultura, teatro stabile e l'autonomia. Sì, chiamarla lista della spesa mi sembra un po' esagerato, anche se io l'ho definita così, ma è stata l'occasione per confrontarci con la Presidente Casellati, che peraltro ha un cuore veneto, ama la sua regione e quindi non può che sposare le istanze di questa regione, una per tutte l'autonomia, ma del resto già nel suo discorso di insediamento al Senato stiamo parlando della seconda carica dello Stato, della prima donna Presidente del Senato ed è veneta. Nel suo discorso di insediamento ha parlato dell'autonomia, quindi un rispetto nei confronti dei quasi 2,5 milioni di veneti che sono andati a votare e per il 98% hanno detto sì, e quindi noi diciamo che l'autonomia anche in questo caso ha fatto un passetto in avanti piuttosto che indietro. Ecco, una cosa molto importante, la prima visita ufficiale della Presidente Casellati, e ha voluto farla proprio in Veneto e a Venezia. Ma noi ci siamo sentiti subito dopo la sua elezione e ho detto a Elisabetta Casellati, ho detto guarda, penso che sia il minimo che dobbiamo fare una bella visita in Veneto e pensare che questa visita poi, proprio perché noi siamo efficienti, organizzati e veloci, è diventata che la prima visita e quindi la prima uscita ufficiale della Presidente Casellati ci fa onore, no? Ci fa onore pensare che è venuta qui in Regione del Veneto, la casa di tutti i veneti. Ecco, una delle questioni ancora aperte è quella che riguarda le Olimpiadi. Sulle Olimpiadi la questione è aperta e sarà aperta fino all'ultimo giorno, visto considerato che ci saranno 3 dossier che sono in costruzione, quindi quello di Cortina con strutture non solo in Veneto ma anche a Trento e a Bolzano, e Milano e poi Torino, quindi 3 candidature, Cortina, Milano e Torino, avranno 3 dossier, poi i dossier saranno valutati da CONI, dal governo, come abbiamo letto e penso sia corretto così. Noi chiediamo solo che siano valutati con obiettività. Candidiamo un compressore sciistico che è il più grande al mondo, sappiamo che nel 2026 si celebrano i 70 anni dalle Olimpiadi di Cortina, per cui è anche una bella data e noi tifiamo, poi per carità vincerà il migliore, o meglio vincerà la soluzione migliore. E poi Presidente, un argomento che lei ha voluto proprio, di cui ha voluto parlare in apertura oggi, quello che riguarda il teatro stabile del Veneto. La cultura è importante e va valorizzata, la cultura del Veneto e della nostra regione, così in questo momento sembra non essere. Sì, ho parlato col Presidente Casellati e devo dire che la Presidente ha assolutamente sposato questa partita, che è quella di andare a verificare in maniera tale da capire perché questo declassamento, visto e considerato che noi non ci sentiamo di avere un teatro stabile del Veneto di serie B.
e quindi vogliamo tornare nel gota dei grandi teatri stabili nazionali ed è giusto che venga riconosciuta la prima categoria, anche il Teatro Stabile del Veneto. Insomma, Governatore, oggi finalmente vediamo un po' di sole ed è stata anche una gran bella giornata con questa visita importante. Bisogna mai essere pessimisti, solo i pessimisti ne fanno fortuna. Grazie Presidente. Grazie a voi. Buongiorno a tutti. Da Palazzo Balbi è tutto, restituisco la linea allo studio. E allora sentiamo grazie Ilaria Marchiori, grazie per la Governatore Zaia, allora sentiamo le dichiarazioni raccolte a caldo subito pochi minuti fa proprio da Ilaria Marchiori al termine del punto stampa dell'incontro ufficiale tra Zaia e Casellati. Sentiamo le parole della Presidente del Senato. Nel mio discorso inaugurale ho richiamato la necessità di completare il riassetto delle autonomie locali. L'ho ripetuto anche in varie interviste, spero che nel governo che verrà questa possa essere una delle priorità dell'agenda politica. Tutto qua. Lei si impegna in questo senso? Io sono il Presidente del Senato e ho una figura istituzionale e certamente cercherò che l'avvio delle riforme si faccia. Questo è nell'interesse esclusivo dei cittadini. Il nostro Paese oggi come più che mai ha bisogno di risposte. Presidente, con le consultazioni io non mi auguro un ritorno al voto perché non concluderemmo nulla. Oggi come oggi, con l'attuale legge elettorale, noi ci troveremo di fronte alla stessa identica situazione. C'è un Paese che è in una situazione di grave sofferenza, ha bisogno di risposte concrete, una sofferenza che riguarda la quotidianità. Quindi io mi auguro che in tempi veloci, anche se la politica richiede lunghe riflessioni, specialmente perché il quadro che si è aperto dopo le votazioni del 4 marzo non è un quadro semplice dal punto di vista politico-istituzionale, ma io spero che con l'aiuto di tutti si arrivi ad un governo, dicevo, nell'esclusivo interesse dei cittadini. Questa politica dei veti però non sembra essere avvicinare a un nuovo governo. Può darsi che ci sia un momento in cui, come si dice, i partiti si annusano e dopo questa prima fase io mi auguro che nella seconda si arrivi alle proposte più concrete e ad un quadro di condivisione, così come c'è stato per la mia stessa elezione, al di là di quelle che possono essere le etichette politiche che si potranno incontrare, ma per quello che riguarda il metodo, che si possa arrivare a quella pacificazione che possa portare alla composizione di un nuovo governo. Grazie. Grazie. Queste le parole dunque del Presidente del Senato, quindi anche per quanto riguarda le questioni nazionali e lo stallo che c'è a Roma dopo il secondo giorno di consultazioni. Lasciamo la politica adesso e torniamo a parlare dell'inchiesta di Fanpage su migranti e rifiuti, perché si difende l'imprenditore trevigiano che è finito nella bufera, è accusato di aver intrapreso trattative con un camorrista per la vendita del centro riciclo di Vedelago. Ritengo che siccome noi siamo cresciuti molto velocemente, ci siamo dati da fare perché lavoriamo anche 20 ore al giorno, credo e sono convinto di aver pestato dei poteri forti, soprattutto nel territorio qui locale, che hanno usato qualsiasi tipo di arma pur di potermi fermare. Da 3 giorni nella bufera, scatenata dall'ultimo capitolo dell'inchiesta di Fanpage sui rifiuti, l'imprenditore trevigiano Stefano Fuso, titolare dell'appunto riciclo di Vedelago e di altre 5 aziende, si difende e parla di servizio montato ad arte, a cominciare dalle dichiarazioni sull'accoglienza dei profughi.
rifiuti. Era suo il residence di Eraclea, salito alle cronache nel 2015 per la turbolenta permanenza di 180 migranti. Non sua la gestione, aveva semmai fatto da consulente per 3 mesi, dice, alla cooperativa Solaris, a cui la prefettura aveva assegnato l'incarico. Le riprese sono decontestualizzate degli argomenti che venivano trattati e dialogati con delle persone in un momento di relax, nemmeno di trattative varie. Io, quando si guarda il rispetto che ho nei confronti dello Stato che fa questi appalti e nei confronti dei ragazzi che vengono dall'estero, è altissimo, tanto che ad Eraclea, finché ho fatto io il consulente per la Solaris nella sua gestione, ho sempre curato i loro interessi, avevano l'aria condizionata, mangiare in abbondanza. Non stavo parlando di quello che facevamo noi, ma di quello che facevano diverse aziende fuori sul territorio italiano. Dall'immigrazione ai rifiuti e all'accusa di essere stato sul punto di vendere il centro riciclo di Vedelago, ora passato alla Progest di Bruno Zago, a un camorrista. Noi abbiamo scoperto che un esponente della Camorra, dopo il terzo incontro che abbiamo avuto con lui, anche perché a noi si era presentato non come Perrella ma come Pezzella, quindi non l'abbiamo associato a nessuno, e comunque non è mai stata fatta nessuna trattativa economica con questa persona. Alla domanda ma lei sarebbe disposto a vendere l'azienda se ci sono degli investitori che volessero farlo, abbiamo detto tutto è comprabile, tutto è vendibile, dipende da quello che viene proposto, ma non avevamo minimamente idea. Con questa persona noi non abbiamo fatto mai nessuna trattativa commerciale, anzi tutte le proposte che lui ha fatto sono sempre cadute nel vuoto. Accostamenti che Fuso respinge per poi contrattaccare, anzi invitare la magistratura a indagare, perché dice a galla in questi ambiti di cose potrebbero venirne ben altre. Se poi esiste anche una situazione che fare l'imprenditore oggi bisogna avere paura di tutto e di tutti, di chiunque incontri, di chiunque fai, quant'altro, in qualsiasi tipo di trattativa, è da pensare che è tutto un malaffare, e allora spegniamo e chiudiamo l'Italia, perché abbiamo fallito in partenza, è fallita l'Italia in questo modo. La cronaca giudiziaria con le richieste di condanna avanzate dai pubblici ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, Paolo Tonini e Giovanni Zorzi, per Riccardo Di Cicco, ex cognato di Felice Maniero, e la sorella Noretta Maniero, 6 anni rispettivamente di reclusione come richiesta e 3 anni e 4 mesi per la sorella. L'accusa di aver riciclato 33 miliardi di vecchie lire per conto dell'allora boss della Mala del Brenta. Sono richieste nelle quali il giudice si esprimerà lunedì, giorno previsto per la lettura della sentenza. Di Cicco, odontoiatra fiorentino ed ex marito di Noretta Maniero, è stato indagato insieme a lei e al broker fiorentino Michele Brotini al termine di un'inchiesta partita proprio dalle rivelazioni di Faccia d'Angelo. E ancora la cronaca adesso per tornare a parlare del tragico, della tragedia avvenuta a Piombino Dese 3 giorni fa con il 18enne che è stato travolto in bici da una coetanea che non si è fermata, si è costituita il giorno dopo. L'autopsia rivela la tragica verità, e cioè che il ragazzo poteva essere salvato. Iab, il 18enne travolto da un'auto pirata, è morto annegato. Avrebbe forse potuto salvarsi, non è morto sul colpo. A dirlo sarebbe l'autopsia sul corpo del giovane, svolta dunque nelle indagini sull'incidente di sabato scorso a Piombino Dese, dove è morto il giovane cameriere, studente annuale e conosciuto anche per il suo lavoro come PR in discoteca a Castelfranco Veneto, e che stava tornando a casa dal lavoro. All'altezza di via Gattoeo, a Piombino, è stato colpito da una Mercedes e sbalzato nel fosso. Non vedendolo tornare a casa, il padre, dopo 3 ore, è andato a cercarlo insieme alla sorella, trovandolo esanime nel fiumiciattolo. Inutili per il 18enne i tentativi di salvarlo. La mattina di Pasqua una 19enne di Trebaseleghe si è presentata nella caserma dei Carabinieri insieme alla madre, denunciando di aver avuto un incidente la sera prima e di essere andata via perché convinta di aver colpito un animale. Dai primi riscontri sembrava che Iab fosse morto sul colpo, ma giovedì le indagini hanno portato a una conclusione diversa. Nei suoi polmoni sarebbe stata trovata acqua, a indicare che il giovane non è morto sul colpo e che se la 19enne, poi denunciata per omicidio stradale e omissione di soccorso, si fosse fermata, il 18enne forse si sarebbe potuto salvare. Ora la posizione della ragazza rischia di aggravarsi. 17enne vicentina, una ragazzina minorenne che vendeva il proprio corpo per una dose di droga, e ora il pusher marocchino che gliela vendeva va a giudizio.
Vicenza, 17enne vendeva il proprio corpo per una dose di hashish, ma anche eroina e cocaina. La minore, non avendo i soldi per comprare la droga, era arrivata a concordare addirittura un tariffario per le sue prestazioni. I fatti risalgono a 4 anni fa, ma oggi il marocchino 34enne che le vendeva la droga e usava il suo corpo andrà a processo. La giovane era entrata in contatto con l'uomo a Padova, dove aveva scelto di studiare e da dove rientrava solo nel tardo pomeriggio a Vicenza. I contatti avvenivano in zona stazione, dove la giovane all'inizio comprava l'hashish, poi il passaggio alla cocaina, fino all'acquisto di eroina per calmare gli effetti della coca, ma spesso non aveva i soldi per pagare la dose, da qui la scelta di vendere il proprio corpo. Oggi la ragazza fortunatamente è riuscita ad uscire dalla spirale in cui era finita. E ieri sera a Padova paura in galleria Tito Livio, dove un incendio è divampato all'interno di un bar nell'ora di punta. Paura in centro per un incendio divampato all'interno di un bar galleria Tito Livio. I vigili del fuoco sono intervenuti nel retrobottega con 3 automezzi e sono riusciti a circoscrivere le fiamme divampate nel laboratorio del bar e che hanno coinvolto la dispensa, oltre a tutte le attrezzature presenti. Nelle prime fasi dell'incendio i camion dei vigili del fuoco hanno occupato parte della corsia del tram, causando il blocco della circolazione per il mezzo pubblico. Appena l'incendio è stato messo sotto controllo, si è subito provveduto a spostare i mezzi con il ripristino della circolazione. Le cause dell'incendio, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei vigili del fuoco, quindi è stato messo in sicurezza l'esercizio commerciale. Una tragedia invece stamane a Marghera, dove un uomo di 72 anni alla guida di un'auto ha perso la vita mentre stava transitando per una delle strade principali della città Giardino. È stato colto da un malore, probabile causa della morte, così l'auto, rimasta senza controllo, si è schiantata contro un altro veicolo ed è finita anche sul marciapiede. Fortunatamente nessun'altra persona è rimasta coinvolta e l'uomo purtroppo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dei sanitari del SUEM 118, fatale il malore che lo ha colto al volante. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale, prima edizione di Antenna 3. Ripartiamo dall'economia e dalla Marca, in particolare con il caso Ascopiave, perché è arrivata ieri sera la doccia fredda per 25 comuni, quasi tutti della provincia di Treviso, che avevano deliberato la fusione per la successiva quotazione in borsa. Tutti caduti sulle telecomunicazioni. 25 comuni della Marca e del Veneziano non possono sostenere la fusione in Asco Holding della società controllata Asco TLC e la successiva quotazione in borsa. A stabilirlo ieri pomeriggio il TAR del Veneto, motivando la sentenza col fatto che i comuni non possono partecipare a società commerciali, quindi non inerenti alla loro missione pubblica in osservanza della legge Madia. E se per qualcuno la sentenza fa tanto giurisprudenza, in realtà la posizione del TAR Veneto è un vero e proprio terremoto per tutta la storica struttura di Pieve di Soligo. In breve erano 2 le posizioni sul futuro della società controllata dai comuni. La prima prevede la fusione con la già quotata Asco Piave, mentre la seconda, è al momento maggioritaria, la fusione con Asco Telecomunicazioni e successivo passaggio in borsa. Una differenza squisitamente economica, con questi ultimi sicuri che il passaggio in borsa rivaluterà ulteriormente le loro quote. Di posizione contraria la minoranza, convinta invece che la fusione in Asco Piave manterrà quella funzione pubblica che la legge Madia impone. Ora si apre la partita delle cause per danni già preannunciata dai privati che hanno investito nella holding, anche se, come sempre, tutti puntano ad un accordo che rimetta pace alla storica società del gas lungo il Soligo. Terremoto, abbiamo visto quello di Asco Piave, terremoto ben più grave ovviamente per le tasche dei risparmiatori, è stato quello delle banche popolari e in particolare di Veneto Banca. Ci occupiamo perché ieri se ne è discusso a 20:10, si è parlato dello spostamento della fase processuale da Roma a Treviso con tutte le conseguenze che questo comporterà. In studio c'era tra gli ospiti l'avvocato Paolo Quaggetto, che si occupa proprio di questioni legate alle banche e che in particolare parla così dell'ipotesi di insolvenza di Veneto Banca. Dichiarazione di insolvenza che a mio avviso, se probabile per la Popolare di Vicenza, ritengo di doverla escludere per quanto riguarda Veneto Banca. Perché questa differenza? Perché la Veneto Banca nel momento del decreto 99-2017 non era, da quello che si sa, non era in stato di insolvenza, perché le imputazioni della Procura sono
il mancato pagamento delle obbligazioni scadenti al 21 giugno, ma il mancato pagamento delle obbligazioni scadenti al 21 giugno è stato impedito prima perché il termine è stato rinviato di alcuni mesi e poi perché il 26 giugno la BCE ha dichiarato il dissesto delle due banche. Io escludo una dichiarazione insolvente nonostante si senta in questi giorni anticipare azioni revocatorie abbastanza frettolosamente, perché prima di fare una revocatoria fallimentare bisogna che Veneto Banca sia dichiarata insolvente, cosa che personalmente escludo. Torniamo invece alla cronaca adesso e al caso alla vicenda di un casellante che aveva trascorso una parte del suo turno a dormire. Doveva pattugliare la A27 da Treviso Nord a Venezia, in modo da gestire con tempestività code e disagi. I fatti risalgono al 2011, esattamente la notte tra il 30 e il 31 luglio, giornate da bollino rosso per il traffico nella nostra regione. Ma il dipendente, anziché sorvegliare le strade, aveva deciso di farsi un sonnellino per gran parte del turno. Con tanto di brandina si era sistemato nelle cucine del posto di manutenzione proprio accanto al casello. Così aveva dormito serenamente dalle 3:30 alle 6, prendendo servizio solo alle 6:14 del mattino. Scoperto, Autostrade per l'Italia ha deciso di licenziarlo, ma il dipendente si è opposto al provvedimento disciplinare ed ha presentato vari ricorsi, prima al Tribunale di Udine, poi alla Corte di Appello di Trieste, ma entrambi i giudizi gli hanno dato torto. Poi infine ultima carta, la Cassazione, ma anche in questo caso è arrivata la sentenza che ha rigettato il ricorso. La motivazione: mise a rischio sicurezza e viabilità. Ora l'ex dipendente è stato condannato anche a pagare le spese di giudizio. Ha visto le stelle davvero da vicino, lei è Samantha Cristoforetti, il capitano Samantha Cristoforetti, astronauta che ha fatto il giro del mondo con la sua impresa e che ha raccontato la sua missione agli studenti di Oderzo. Samantha Cristoforetti è rimasta nello spazio per 199 giorni, la prima donna italiana ad aver partecipato ad una missione dell'Agenzia Spaziale Italiana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Un sogno per molti giovani che ieri hanno ascoltato con estrema attenzione il racconto del capitano. L'astronauta ha subito parlato della sua vicinanza con la nostra terra. È una terra che fa parte della mia storia personale, perché sono stata diversi anni assegnata al 51esimo stormo di Strano, quindi proprio qui vicino, ed ero peraltro a Istrana quando poi fui selezionata come astronauta, ormai quasi 9 anni fa. Lei è uno dei 556 astronauti che sono stati in orbita. Quando le viene chiesto se sente il peso di questa responsabilità, le risponde in maniera diretta e semplice. La responsabilità sicuramente la sento, cerco di gestirla in modo che non sia un peso. Racconta della sua missione e sotto gli occhi ammirati dei giovani ha parlato della gravità. All'inizio è un po' faticoso abituarsi, faticoso magari no, ma insomma succedono sempre piccoli incidenti, soprattutto perdere cose, no? Quindi passi un sacco di tempo a cercare cose che ti sei perso, però poi soprattutto all'inizio c'è addosso tutto questo entusiasmo che voglio dire sono dei piccoli fastidi che gestisci senza alcun problema, e poi in realtà verso la fine ti abitui, ormai dopo un po' di mesi di esperienza diventa seconda natura non perdere più le cose, tenerle sott'occhio anche mentre stanno fluttuando, comunque appoggiarle senza che vadano perse. Poi ha parlato del suo presente, del lavoro quotidiano, nell'attesa di un'altra missione. Mi occupo di esplorazione da un punto di vista tecnologico in questo momento, quindi così guardando molto a lungo termine tecnologie che adesso sono ancora molto immature ma che nei prossimi, chi lo sa, 15-20 anni potrebbero diventare interessanti per l'esplorazione spaziale. Poi continuo ogni tanto naturalmente ad addestrarmi, non a tempo pieno perché non avrebbe senso visto che non ho ancora una data di partenza per una successiva missione, ma naturalmente rimane l'opzione, l'ambizione e la ragionevole attesa di fare poi una seconda missione. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con ore 13, fra pochissimo, e poi 20:10 questa sera ci occuperemo di turismo, quindi spazieremo dalla Venezia eternamente assaltata dai turisti con le 1000 problematiche, le 1000 soluzioni portate avanti e lo spettro dei turisti cafoni che
ritorna, visto l'arrivo della primavera, alla montagna, quindi con il sogno delle Olimpiadi Dolomiti 2026. È una stagione che ha visto tantissima neve, quindi molti affari. Quindi turismo questa sera con Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno Dolomiti, e con Daniele Minotto, vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori. Ed davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione in aumento con il tempo, che dunque torna ad essere asciutto e stabile sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di venerdì 6 aprile. Sul Veneto sarà una bellissima giornata di sole su tutti i settori. Non sono attese piogge degne di nota. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Le temperature minime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, valori massimi in aumento compresi tra 15 e 19 gradi circa. Situazione del tutto simile anche sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento come vedete e cielo che sarà praticamente sereno un po' su tutti i settori della nostra regione. Diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 16 e 19 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qualche addensamento sarà possibile sui settori meridionali della nostra regione, ma senza altre conseguenze. Tanto sole altrove con cielo in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno comprese tra 4 e 5 gradi, valori massimi invece che si attesteranno intorno ai 18 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli da nord-est. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.